Perché ha fatto un casino di successo ed è il miglior programma che c'è in Sicilia. Bravo! E siamo qui per cercare a voi che siamo su Stranamore Siciliano, però non come ragazzi scherzosi, che siamo qui sopra questa rete per farci vedere e andare in onda. Io, mio fratello. Allora, andiamo io e mio fratello per ridere in TV, però per farci vedere, mica che non scherzo e poi domenica non ci vediamo. Vedi che ci rimango male, perché guarda, una cosa ti dico, che io personalmente Stranamore lo seguo sempre. Anche tu, bravo! Hai capito? Sì. Anche tipo l'ultima volta quella persona lì Mazzarese, la ragazza, l'ho seguito tutto. Bravo, continua. Io e mio fratello siamo da Petrosino, però seguiamo Stranamore e voglio essere intervistato. Stranamore siciliano, attenzione. Siciliano. Allora, siete in televisione, volete dire qualcosa? Ciao! Come ti chiami? Marianna! Mariana, di dove sei? Mazzara? Mazzara! Mazza, ti piace la discoteca? Sì. Molto! Ti stai divertendo? Sì, tanto! Va bene. C'è anche la mia amica, guarda! Dov'è? Aspetta, questa è qua, questa è... Portiamola qui, facciamola vedere in TV. Samuela! Samuela se n'è andata. Si vergogna! Eh sì. È timida! D'altronde. Ma c'è anche questo ragazzo, guarda! Vabbè. Allora, vuoi salutare qualcuno? Sei in televisione. Io voglio salutare, c'è le mie sorelle, i miei fratelli e i miei genitori soprattutto, perché sicuramente mi stanno vedendo, sicuramente. Tutti? Perché Stranamore lo seguono abbastanza. Perfetto, mi fa piacere questo. Vabbè, hai fatto un programma veramente da grande. Grazie. Alberto ti seguo! Grazie. Ok, allora andiamo. Vediamo adesso dove possiamo andare. Stiamo girando tutta la discoteca, attenzione. Vediamo se c'è qualcuno che vuole salutare. Non so, un amico, un parente. Sono accesi ragazzi. Qua ce ne sono altri. Esatto, sono circondato di bravi ragazzi. Che confusione! Ma non finisce qui, continuiamo il nostro giro, andiamo sempre in giro per le discoteche, venite con me. Allora, noi se non sbaglio dovevamo andare a intervistare il DJ ufficiale. Attenzione, c'è una coppia che vuole parlare. C'è stata una riconciliazione da parte di Filomena e Pierluca. Filomena? Andate via. Che Filomena e Pierluca. Racconta, che è successo? Dopo il tuo intervento si sono riconciliati. Guarda, mi fa piacere questo. Sì. Ora sì. Allora porta fortuna. Porti fortuna alla grande, Albe. Grazie. Perciò amici, stavo ripetendo, stiamo per andare a intervistare il DJ ufficiale, Tony May. Venite con me. Ciao. Ciao! Ti chiami? Boh, te l'ho detto 2 minuti fa! Cosa? Te l'ho detto 2 minuti fa! Vabbè, dimmelo di nuovo, no? Ivana, sempre Ivana! Complimenti per il tuo compleanno. Ah, te lo ricordi! Vuoi salutare i telespettatori? Saluto a tutti! Grazie di essere qua! Auguri a Ivana che ha fatto il compleanno questa Quanti sera. anni? 20. Bravo! Allora,
Allora, il DJ ce l'ha proprio qui a fianco a me. Ora aspettiamo che si liberi un pochino e lo intervistiamo. Tony May, DJ ufficiale della discoteca Cartibubo. Ciao Tony. Ciao a tutti. Allora bisogna che anche questa sera c'è tanta bella gente. Ma sì, i ragazzi si divertono. Ragazzi, voglio divertire, ma volevamo dare un messaggio ai ragazzi della provincia, quindi la gente che ci segue. Venite prima in discoteca. Esatto. Vengono troppo tardi, arrivano tutti quando è orario perché questa sera praticamente è iniziata tardi. È iniziata davvero tardi la serata. Però l'importante è che